Jessica Canton invece è il sindaco di Fiume Veneto. Parliamo di neatologia. Io sto diventando zio, sì, è un zio particolare. C'è un mio collaboratore che è vicino a me oramai da tanti anni ed è con me anche qui, che è lì, che insomma sta attendendo l'arrivo del suo primogenito. Allora io sono in attesa, se mi arriva la notizia la do in diretta perché è giusto. E allora rimaniamo in tema, ho fatto bene? Assolutamente, Perché si apre un poliambulatorio a Fiume Veneto il 28 di maggio e si chiamerà Levatrice di Bannia. La levatrice, che non è la lavatrice, anche lì girava, però doveva far sì, perché una volta i party avvenivano nelle abitazioni e c'era la levatrice che proprio levava il bambino, lo portava fuori da quella casa che aveva occupato per 9 mesi. Ho detto bene? Assolutamente. Poetico, dai, poetico. Assolutamente, direttore. E Olimpia Radina, detta Pia, appunto la levatrice di Bannia, faceva molto altro, nel senso che seguiva queste donne. Era per loro ginecologa, era per loro ostetrica ed era per loro anche poi pediatra. Ecco, la vediamo qui in una delle foto che abbiamo e quindi si è battuta sempre, è arrivata a Fiume Veneto nel 1953 dopo appunto aver vinto il concorso di infermiera specializzata in ostetrica, si è battuta sempre per le condizioni delle puerpere, sia appunto come dicevo in gravidanza, sia durante il parto, sia dopo, accertandosi che seguissero un'alimentazione corretta, prestando questa vestina di Sangallo per il battesimo, di modo tale che insomma questi bimbi potessero arrivare al battesimo, insomma, ecco, quindi davvero una donna che ha dato molto alla comunità. Abbiamo ritenuto quindi di intitolare a lei il poliambulatorio che andremo a inaugurare sabato, ore 11 a Bannia. Penso che sia la cosa più bella, insomma, sottolineare la validità di queste donne che sapevano fare il loro lavoro, perché era una professione, non come adesso qualcuno si inventa e poi non riesce a far nascere il bambino. Jessica Canton, grazie, sindaco di Fiume Veneto, grazie Andrea Delle Velle.